o dal Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Grazie cara Natalia, buona giornata anche a te, amiche e amici miei ma non dell'avventura, buon pomeriggio, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Io sono Antonino Danna, la padrona di casa è la nostra Laura Ravetto e abbiamo oggi un ospite. Ammetto che dopo più di 2500-3000 interviste fatte in questa radio mi mancava ancora Miss Italia. Signori, Miss Italia 2023, Francesca Bergesio. Buongiorno a tutte e due. Ciao Antonino, ciao Francesca, grazie di essere con noi. Ciao, buon pomeriggio, grazie di cuore a voi per questo invito, super gradito, grazie. Ecco, Francesca, allora, noi facciamo questa rassegna stampa al femminile. Io qualche giorno fa sulla Stampa edizione di Cuneo ho trovato questo pezzo dedicato a te che esordisce con le parole "sono incazzata nera". Che ti è successo, scusa, per Francesca, favore? interrompo subito Antonino perché devi capire che io e te siamo di Cuneo e quindi lui adesso, anche avendo me sempre in trasmissione ogni settimana, ha preso la rassegna di Cuneo particolarmente a cuore, ma tu sei andata anche sul Corriere di Milano, ecco. Beh, assolutamente, sì, ma ho visto che è super informato per quanto riguarda Cuneo. Però mi fa molto piacere, sì, diciamo che questa notizia ha fatto un po' il giro di tutta Italia, sinceramente, ma perché io personalmente ho voluto raccontarla sui miei social partendo da TikTok. Credo che se i social hanno un vantaggio sicuramente quello di poter fare una comunicazione sana, informare le persone e anche creare rete, no? Quindi creare un gruppo sicuramente forte dove ci si può sentire in un certo senso anche al sicuro. E quindi sì, ho raccontato questo fatto molto spiacevole che mi è accaduto a Milano. ecco appunto, cosa ti è accaduto? Sì, praticamente io mi trovavo a Milano per lavoro con un brand, dovevo scattare una campagna ed ero tra l'altro in un hotel di lusso. Il pomeriggio, quando esco dall'hotel, era mercoledì pomeriggio di 2 settimane fa, esco dall'hotel, vado a prendere un caffè con delle mie amiche, noto questo signore molto distinto, elegante, salire su un taxi, abbassare il finestrino, sporgersi e in maniera molto viscida iniziare a guardarmi. Io sinceramente non do peso assolutamente, tra l'altro lui indica anche al taxi di fermarsi per continuare a guardarmi, poi il taxi riparte. Evito tutto quanto, non do peso a questa situazione, però sinceramente dentro di me dico per fortuna che se ne sta andando via dall'hotel, no? Che non lo devo incontrare. Dopodiché rientro in hotel la sera tutto tranquillo, l'indomani mattina la sveglia doveva suonare verso le 8:30 e in realtà alle 7 del mattino mi sono svegliata con una serie di telefonate molto viscide in cui un signore mi diceva: buongiorno piccola mia, come stai, come ti senti, ti aspetto qui fuori, cosa ti va di fare. Io, presa di soprassalto, tra l'altro stavo dormendo, scioccata da queste chiamate, avevo pensato pure ingenuamente che si trattasse della reception. Comincio a dire chi sei, chi non sei, ovviamente il nome non saltava fuori, però ho avuto la prontezza di girarmi così verso il telefono e notare sullo schermo nome e cognome. In pratica in questo hotel quando ti registrano col numero di stanza ti collegano nome e cognome in modo tale che se tu chiami un'altra stanza almeno diciamo esce fuori l'identità della persona. Noto subito nome e cognome, vado immediatamente su internet a cercarlo e ricollego la faccia familiare del signore che il giorno prima appunto avevo incontrato per strada. Mi preoccupo tantissimo, avviso la reception, comunico questo fatto, tra l'altro loro mi dicono sì, effettivamente il nostro cliente quindi sta dormendo in questo hotel e lì io inizio ad avere sinceramente molta paura. Mi sono difesa subito, nel senso che lui l'ho affrontato anche con molta rabbia, però non sentirsi più sicura da nessuna parte fa capire tanto secondo me del mondo al giorno d'oggi. Io sono esterrefatto. Una cosa subito Antonino, prego Laura, posso? vai. Allora, a parte viva Francesca, viva le ragazze con questa tenuta psicologica e questa capacità reattiva, però
Qua io vedo un problema non solo di quest'uomo viscido, ma tantissimo dell'albergo. Non so se sei d'accordo, nel senso che qua qualcuno gli ha dato il numero della tua stanza, qualcuno a cui probabilmente questo signore ha dato una lauta mancia. Negli Stati Uniti una cosa così, quell'albergo chiudeva. Quindi io non sto qua a dire che bisogna dire il nome e il cognome del signore, il nome e il cognome dell'albergo. Però ecco, spero che questa tua iniziativa abbia messo un po' in guardia certe strutture che sono, diciamo, un po' troppo leggere rispetto a delle richieste che magari sono prezzolate. Non so se ti trovi d'accordo con me. Io sono veramente super d'accordo, tra l'altro ho avuto modo anche di parlarne con l'hotel e diciamo che inizialmente non capivo bene se lui effettivamente mi avesse seguita e avesse notato il numero di stanza oppure se qualcuno, io rimango dalla tua parte convinta che qualcuno lui abbia pagato addirittura per farsi dire il numero di stanza, perché sinceramente io mi guardo sempre intorno, non ho notato movimenti strani, quindi sono convinta di questa situazione ed è per questo che io in quel momento, quando ero in stanza ancora impaurita, che dicevo alla reception portatemi qualcuno perché da questa stanza non ci esco da sola, ci manca solo più che io mi ritrovi questo signore qui in corridoio. Certo. E quindi ho deciso in quel momento di fare un video totalmente liberatorio, super spontaneo, zero preparato, perché ho detto devo raccontarlo in primis per le ragazze più giovani, perché io se penso comunque alla me che era stata eletta Miss Italia ben 3 anni fa, dopo il liceo classico, che sono entrata in questo mondo ed ero diciamo un po' in una bolla di cristallo, no? Avevo ancora un po' il prosciutto sugli occhi, molto ingenua, non sarei riuscita a difendermi in questa maniera. Quindi innanzitutto l'ho fatto per tutte le ragazze giovani che si ritrovano a vivere queste situazioni e che devono assolutamente prendere in mano la situazione, non lasciare neanche sguardi di troppo, perché poi possono capitare veramente cose brutte, tragedie che sentiamo tutti i giorni. E poi anche per ovviamente tenere in guardia diciamo un po' tutti gli hotel. Infatti ho ricevuto anche migliaia di messaggi da parte di dipendenti di certi hotel eccetera che mi dicevano è una situazione assurda, proprio anche per le questioni di privacy eccetera, non si possono divulgare queste informazioni. Certo, e io apprezzo anche che tu, essendo non solo bellissima ma anche molto intelligente, apprezzo che tu abbia la vena dell'avvocato, che ho io perché sono avvocato, e che tu dica io non ho le prove, e infatti nessuno di noi ha le prove e non possiamo neanche fare illazioni sul fatto che qualcuno abbia dato il tuo numero di stanza a questo signore, però abbiamo il nome e il cognome del signore. Cioè io non dico che lo debba fare tu, però ecco, io fossi l'albergo, quel signore lì per esempio non lo vorrei più come cliente. Cioè dovremmo trovare un modo in cui questi soggetti dovrebbero iniziare a poter provare vergogna. Cioè quello che succede a queste situazioni, che poi finisce che vergogna la prova la vittima, perché non sono tutte forti come Francesca, no? Quindi alcune dicono Dio, ma si sentono loro in imbarazzo, dovrebbero sentirsi in imbarazzo questi omuncoli, sei d'accordo? Quindi dovremmo iniziare anche un po' a metterli in luce quasi. Ripeto, non devi farlo tu, però ecco, io fossi stato il direttore dell'albergo, una segnalazione su quest'uomo l'avrei fatta. Certo, e per lo più poi io ovviamente trovandomi lì per lavoro, diciamo il brand per cui ho lavorato ha preso in mano tutta la situazione, adesso farà un esposto, ci sta un attimo chiarendo su questo argomento, perché ovviamente avendo nome e cognome è molto importante che diciamo quest'uomo riceva un bel campanello d'allarme in modo tale che poi non possa replicare altre situazioni del genere. Sì, ormai credo che veramente la situazione sia sfuggita di mano. È così. Antonino, che ne pensi? Io ho fatto il portiere d'albergo perché in collegio avevamo il servizio di foresteria per i professori dell'Università Cattolica. Posso dire questo, posso dire che quando si lavora in portineria, sostanzialmente è un attimo riuscire a trovare se passa qualcuno e così via. Perché? Perché magari capita che qualcuno sta uscendo, posa la chiave sul bancone, se ne va, magari tu sei lì che guardi, assisti alla scena e colleghi il numero della camera con la persona. Può succedere per esempio che magari c'è il casellario, sta arrivando la posta, uno dice aspetta che questo è un messaggio per l'Abergesio e ti vedono mettere la busta o il messaggio dentro il casellario associato alla tua camera. Cioè sono tanti i modi per potersi procacciare
un numero di camera, un numero di stanza senza bisogno di sganciare l'auto e mance. Poi figuratevi, al tempo in cui lo facevo io, noi avevamo addirittura il brogliaccio scritto e consegnavamo le schedine alla questura. Io andavo a via Fate Bene Fratelli a portarle quando c'erano i vari ospiti. Però detto ciò, la cosa è molto grave e oltre a ciò io starei molto attento a coltivarmi la clientela, perché chiaramente uno che fa di tutto per poter entrare in un albergo, pigliarsi una camera vicina a quella di un ex Miss Italia per farle le telefonate lubriche, diciamo così, è uno che intanto con la testa non ci sta, secondo è uno che è capace e pronto a tutto, e terzo, uno così non dà, diciamo, buon affidamento. Qui non siamo nella recensione di TripAdvisor, qui siamo nel penale, per cui a maggior ragione io fossi l'hotel mi tutelerei e querelerei questo gentile signore o mi costituirei parte civile, perché certamente io credo che Francesca non lascerà correre la cosa e si arriverà molto probabilmente al processo, che è un processo penale, perché ricordiamo questo è un reato, non è aver fatto il simpaticone o il provolone con una ragazza, non è niente di tutto questo, è qualcosa di penale e peraltro aggiungerei anche abbastanza malato, se mi posso permettere. Sì, Francesca, io sono molto d'accordo con te e soprattutto ci tengo a ribadire una cosa che ho ripetuto anche in questi giorni, che ovviamente detesto fare la vittima e a questi sguardi siamo abituati tutti, agli approcci da parte degli uomini, un complimento, un sorrisino, quello fa sempre piacere. Lavorando in questo mondo non sono ipocrita e sono consapevole di tutto ciò, però questa è stata proprio una situazione che ha oltrepassato ogni limite, soprattutto perché tra l'altro in un hotel di lusso da parte di una persona distinta di un certo livello veramente non ci si sente più al sicuro da nessuna parte. ma sai, a Ma riprova certo, del ma fatto... Francesca, ma una donna lo capisce quando lo sguardo di un uomo è uno sguardo di ammirazione, Bravissima. magari anche un po', diciamo, grossolana, perché magari possono farti la battuta, Certo. rispetto a uno sguardo, come hai detto tu, viscido, uno sguardo che diventa quasi un'aggressione sessuale con gli occhi. Una donna lo capisce. Sì, esattamente. Quindi... In più anche facendo fermare il taxi in mezzo alla strada, quello mi è sembrato già un pochino esagerato. Poi certo. rivelato anche il giorno Vabbè, dopo. intanto grazie, complimenti, perché questo è un servizio che fai a tutte le ragazze. E quindi ecco, questa è proprio una cosa, se tutte facessimo così, tu dici fare rete, e questo è fare rete in nome di tutte le ragazze e anche i ragazzi, perché noi lo diciamo sempre io, Antonino, Francesca in questa trasmissione, tutti i ragazzi sani che per fortuna ci sono, io sono sicura che se lì ci fosse stato un tuo coetaneo un con te, applauso. andava lì, dicevo prego scusi, ma che cosa vuole, no? Quindi, o tuo padre, o no? Quindi ecco, non è, lo diciamo sempre, una donne contro maschi, e donne contro maschi viscidi e possibilmente maschi sani contro maschi viscidi. Questo indubbiamente. Esatto, Questo creare indubbiamente. rete per affrontare questa situazione, soprattutto sensibilizzare sull'argomento e anche creare informazioni, no? Perché poi alla fine bisogna fare attenzione, tenere gli occhi aperti ovunque, mai distrarsi anche per strada, perché esempio io fossi stata al cellulare in quel momento non avrei notato il suo volto e dunque non l'avrei poi saputo riconoscere il giorno dopo, è stata anche un caso fortunato. Giusto. E poi anche l'ultima chiosa, l'abito non fa il monaco. Tu hai detto giustamente un uomo elegante, di modi eleganti, purtroppo voglio dire, non vuol dire nulla, anzi. Esatto, oppure anche trovarsi in periferia di certe città, invece io ero in pieno centro, in un albergo molto rinomato, quindi anche il luogo è importante. Certo. Ma è veramente una vicenda proprio da mondo alla rovescia, devo dire la verità, ed è una vicenda che mi lascia davvero senza parole. Però mi piace molto questa tua reazione, Francesca, molto determinata, molto chiara, e qui entriamo anche in un discorso un po' più largo che alle volte abbiamo fatto con Laura nel corso di questa nostra trasmissione. Lavorare con la bellezza di questi tempi, al di là di questo episodio disgustoso e schifoso,
È ancora possibile o è diventato un lavoro nel quale occorre della critica, occorrono dei caveat secondo te e così via? Come si può essere Miss Italia in tempi di wokismo? Ma Cioè, allora, Miss Italia è sicuramente femminista o non è, no? sicuramente non è, allora, non mi reputo femminista assolutamente, però sono dalla parte delle donne, come diceva Laura prima, contro gli uomini viscidi e schifosi che purtroppo esistono e tutto il giorno ne abbiamo a che fare, tutti i giorni. Detto ciò, ovviamente la bellezza è un qualcosa poi che va oltre, no? Nel senso, logicamente una ragazza può essere bella dal punto di vista estetico, però ci deve essere ben altro. E io sono contenta anche quando riesco a dimostrare che c'è del contenuto, c'è dell'intelligenza e soprattutto che molte volte riesco anche a tirare fuori gli artigli. Questo ovviamente anche grazie all'esperienza che ho avuto durante questi anni con Miss Italia, avendo girato tutta Italia, spesso trovandomi da sola anche magari su treni tardi la notte, ho dovuto per forza aprire gli occhi e in qualche modo difendermi, affrontare queste situazioni. Non si può rimanere in silenzio, non si può lasciare spazio a loro, perché loro lo spazio se lo prendono tutto, anzi superano proprio il limite. Quindi bloccarli al primo campanello d'allarme, lo dico sempre anche alle ragazze che mi hanno scritto tantissimo in questi giorni, raccontandomi di vicende, dicendomi mi è successo ieri che il mio ex ragazzo mi ha inseguita sotto casa, oppure un uomo mi ha seguita per strada, voleva entrare in casa mia. Mi hanno raccontato veramente degli episodi terrificanti e se ne parla ancora troppo poco, ovviamente spesso viene visto anche in malo modo, però purtroppo siamo anche noi che dobbiamo prendere questa palla dal balzo e subito tirare fuori gli artigli, non posso più rimanere in silenzio, sennò veramente continueranno ad aumentare purtroppo i episodi negativi. Poco ma sicuro. Giusto. Laura? No, giusto, non ci si salva da sole, ci si salva tutti insieme, però tu sei stata davvero coraggiosa ed eri anche nella posizione di poterlo fare senza venire accusata di cercare visibilità, perché tu ne avevi già fin troppa. Cioè la cosa importante è che la facciano le prime linee, se posso dirlo, no? È chiaro che una Miss Italia nessuno può dire scusami, hai fatto la vittima per avere un po' di hype. No, Miss Italia, cioè può fare qualunque tipo di video e gli hype ce li ha. Quindi è importante, No, perché ma poi questo, se no, dimmi. No, devo dirti che tra l'altro sono anche rimasta sorpresa dal fatto che di commenti negativi non ne ho ricevuti poi così tanti, anzi quelli che ricevevo erano da parte di uomini ovviamente, che mi dicevano Certo. È una storia inventata, è un film che ti sei fatto, certo, bisognava aspettarselo, però sì, sono rimasta sorpresa questa volta perché è stata una vicenda ovviamente che ha colpito, ma poi secondo me anche il modo che ho avuto, no, nel gestirla senza semplicemente raccontandola e dando un piccolo consiglio può aver aiutato anche magari delle ragazze che ogni giorno sono in pericolo, no? Esattamente. E hai aiutato anche chi ci ascolta in radio, perché comunque ci saranno anche delle ragazze che ci ascoltano in radio e questa cosa è importante. Bravissima. Bene, Allora, sono contenta tantissimo. Io voglio ricordare ai nostri ascoltatori 340 670 per 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Dopodiché, dopo le 14:30, noi faremo una breve pausa e apriremo il telefono allo 0292947222. Alle 14:30 la nostra Laura ci dovrà lasciare perché è impegnata, ahimè, ha una votazione. E mi scuso. Non ti preoccupare. Noi faremo ancora una decina di minuti, se Francesca ha ancora un po' di tempo, per chiacchierare con noi e speriamo anche con i nostri ascoltatori se vorranno intervenire. Francesca, attualmente cioè dopo aver rivestito la tiara e lo scettro, poi com'è la vita di chi ha fatto questo concorso? Come cambia? Vincere Miss Italia mi ha ovviamente cambiato la vita. Io tra l'altro arrivavo dal liceo classico, avrei dovuto cominciare a studiare medicina, ero iscritta, avevo superato il test, poi con le lezioni di Miss Italia purtroppo c'è l'obbligo di frequenza, non avrei mai potuto far combaciare i due percorsi, quindi ho scelto di dedicarmi completamente al percorso di Miss Italia per un anno, quindi girando l'Italia, sono stata veramente poco a casa.
E dopodiché ho deciso ovviamente di iscrivermi a economia, attualmente sto frequentando la facoltà di economia a Torino, senza l'obbligo di frequenza, però insomma andiamo avanti con gli esami perché la laurea rimane una delle mie priorità. Dopodiché sto lavorando moltissimo nel mondo della moda. Ho avuto delle esperienze anche con la radio, sono stata a Sanremo, ho intervistato i cantanti del backstage, è stata un'esperienza magnifica quella. Ho avuto anche delle piccole parti nel cinema. E adesso diciamo ci sono un po' di cose che vogliono in pentola, non voglio ancora scegliere un percorso chiaro e definito perché voglio diciamo sperimentare un po' di tutto. Adesso compierò 22 anni quest'anno, quindi penso di potermelo ancora permettere e poi dopodiché vedremo. Sicuramente dovrò scegliere diciamo un percorso da seguire, però sono molto contenta di quello che sto facendo. Sì. Ecco, e secondo me sei anche, posso dire, la testimonial perfetta per un concorso che, e tu me lo stai confermando, ma io ne avevo già un po' sentore perché ho una carissima amica che vi ha partecipato anni fa. È un concorso che secondo me in maniera intelligente non criminalizza la bellezza, la esalta e supera le critiche che hanno provato a dare al concorso di oggettificazione delle donne, perché in realtà la selezione che viene fatta e le modalità con cui vengono selezionate le ragazze e l'impegno che si chiede dimostra che in realtà è una selezione non solo per di aspetto, ma anche proprio di donna a tutto tondo, no? È un concetto di donna anche come vuole essere emancipata, come sta nel mondo del lavoro, cioè, sai, ci sono sempre molte critiche sui concorsi di bellezza, e invece secondo me questo, e tu sei la dimostrazione, che questo è un concorso che valorizza la bellezza a 360 gradi, che come dicevi tu non è solo quella esteriore. Sì, mi trovo molto d'accordo con te e io continuo a ribadire che Miss Italia rimane uno degli unici concorsi che dà alle donne un palcoscenico, dà loro un microfono e dà loro voce. Tu là ti prendi Giusto. tutto il tuo spazio e io mai, come durante l'anno di Miss Italia, mi sono sentita protetta e mai violata di niente, anzi mi hanno sempre valorizzata tantissimo, mi hanno seguita durante tutto l'anno, poi io devo tutto a loro, se ad oggi mi trovo a lavorare comunque nel mondo dello spettacolo è grazie anche alle lezioni di Miss Italia. E poi credo che ovviamente sia già riuscito come concorso ad andare oltre l'aspetto fisico, che non basta al giorno d'oggi, e tutte le ragazze hanno contenuto, poi al giorno d'oggi tutte le ragazze studiamo, siamo colte, ci informiamo, siamo anche una generazione che per quanto possa essere criticata poi alla fine si impegna tantissimo e diciamo vuole raggiungere degli obiettivi e ha ancora dei valori e dei principi molto saldi. Francesca, io mi richiamo alla tua esperienza del classico. Tu probabilmente ti ricorderai Orazio quando canta Pirra, che si sta legando i capelli dietro le orecchie e dice simplex munditis, che non vuol dire semplice come un sacchetto di immondizia, come qualcuno osò tradurre 30 anni fa, ma dalla bellezza semplice. Tu ogni tanto ti ritrovi in questo simplex munditis? Sì, moltissimo. Io di mio sono una ragazza super semplice, con i piedi per terra e molto umile, tant'è che ovviamente con l'immagine che ho avuto durante l'anno di Miss Italia potevo anche passare ogni tanto, per chi non mi conosce, come la reginetta d'Italia, magari anche che un pochino se la tira. Invece il complimento più bello che ho sempre ricevuto è stato quando poi la gente si trovava a scambiare due chiacchiere insieme a me, insomma potevo anche far conoscere quel lato del mio carattere e tutti mi dicevano sei molto simpatica, sei molto intelligente, ci stai facendo ridere tantissimo. Quello per me era un obiettivo raggiunto, perché io non volevo semplicemente essere Miss Italia, icona di bellezza, no, ma ben altro, e anche trasmettere degli ideali che per me sono molto importanti. Indubbiamente. Mi sembra che tu ci stia riuscendo alla grande. E io con questo, Francesca, purtroppo saluto te, saluto Antonino, perché devo dirigermi verso l'aula. Ti ringrazio davvero, tienici aggiornati e se fosse possibile torna magari per farci sapere come si svilupperà la situazione. Assolutamente, quando volete. Grazie mille Laura, grazie di cuore. Saluto tutti e due e ti lascio in pasto alle telefonate perché so che le gestirete benissimo. Ciao Antonino.
Ciao cara, buon lavoro. Allora, Francesca, se resti per favore un'altra decina di minuti, noi facciamo un momento di Certo, pausa e torniamo subito. assolutamente, grazie. Grazie di questo regalo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, alle 14:32 minuti e 38 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre l'altra metà della radio. Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, Antonino Danna al microfono con voi. 0292947222, il telefono è aperto, noi andremo avanti circa una decina di minuti. Francesca, allora, io naturalmente noi stiamo sul nostro canale video, appaiono 2 tue fotografie. In una sei vestita appunto con la fascia, ti stavano dando un premio all'estero, tra l'altro, e l'altra è una fotografia, diciamo, di tutti i giorni. Ma all'estero cosa significa portare questa fascia tricolore? Che ti dicono gli italiani d'oltremare, come si dicevano una volta? Forse lì mi trovavo al Festival del Cinema di Los Angeles, o sbaglio? Credo proprio di sì. Sì, è stato perché devo dirti la verità, io ho girato tantissimo in Italia, praticamente in lungo e largo, cioè sono diventata super esperta sia delle grandi città ma soprattutto dei piccoli paesini e mi sono divertita tantissimo. Poi ho potuto, diciamo, conoscere meglio la nostra Italia, che quello andrebbe fatto. E dopodiché mi sono trovata però a viaggiare tantissimo anche all'estero. Sono partita per il Festival del Cinema a Los Angeles e là è stata un'emozione immensa trovarsi davanti a grandi icone del cinema sia italiano ma anche mondiale e portare insomma la fascia tricolore, la coroncina è stato super emozionante. Poi scambiare anche le chiacchiere in inglese insieme a tutti gli ospiti è stato veramente un'emozione unica. E dopodiché mi sono ritrovata anche a partire per l'Honduras perché durante il mio anno da Miss Italia ho fatto anche parte del reality dell'Isola dei Famosi, che purtroppo si è concluso troppo presto perché io mi sono rotta il ginocchio e quindi sono dovuta uscire, diciamo, la prima settimana, però anche quella lì è stata un'esperienza pazzesca. Indubbiamente. Senti, torno ancora indietro agli studi del liceo. Io ricordo ci facevano tradurre Menippo di Gadara, che era questo scrittore satirico dell'antica Grecia, e c'è un suo famoso dialogo in cui lui scende nell'Ade e trova una serie di teschi ammonticchiati, tra questi gli indicano il teschio di Elena di Troia. Lui lo prende in mano e dice, sfottendo, ma valeva proprio la pena che gli uomini si dividessero e combattessero una guerra per quello che alla fine resta uno scheletro. Allora la domanda
questo mi fa pensare anche a un'iscrizione che c'è sul frontone del Teatro Massimo a Palermo: vano delle scene il diletto ove esso non prepari l'avvenire. Quando è che la bellezza è vuota, secondo te? Che bella domanda. Allora, Di qui a 1000 anni, per che cosa sarà valso aver combattuto per Francesca Bergesio? posso dirti che sinceramente per me la bellezza non è mai vuota, nel senso, la bellezza per me è ciò che piace, quindi è soggettiva. Alla bellezza estetica si può andare sicuramente oltre e c'è ben altro. Detto ciò, penso che ognuno di noi abbia del contenuto, ma soprattutto ancora di più abbia dentro una luce che bisogna far brillare prima o poi. Ci sono ovviamente diverse fasi della vita, diverse età, diverse esperienze, però io ho anche un consiglio che mi ritrovo spesso a dare ai giovani è tutti voi ce l'avete dentro, avete una forza, un coraggio, ma soprattutto una luce che vi rende unici a modo vostro. Non pensate che dovete per forza piacere a tutti o essere belli per tutti. Pensate inizialmente a piacere a voi stessi, a far brillare questa luce, a far vedere che valete, no? Oltre alla bellezza. Dopodiché arriverà. E io dal momento in cui, perché logicamente vincendo un concorso di bellezza mi sono ritrovata subito a non piacere a tutti oggettivamente, ma era giusto perché la bellezza estetica, essendo una cosa molto soggettiva, non potevo pretendere di piacere a tutti quanti, e questo inizialmente mi faceva un po' storcere il naso. Dal momento in cui ho deciso di voltare pagina subito dopo i primi mesi e mi sono detta pensa a brillare tu e poi dopodiché vedrai che la gente si avvicinerà, sono riuscita a fare, diciamo, avvicinare anche tutti quelli che poi si sono ricreduti dicendomi ah ma quindi sei anche simpatica, ah ma quindi sai anche parlare, perché logicamente secondo me la bellezza può spaventare. Beh, però ragazza mia, Kant diceva pure che il bello suscita qualcosa di universale, quindi insomma proprio una bellezza di parte non credo tu sia. Alla fine mi pare tu abbia messo un po' tutti d'accordo. Senti, ma, al di là di queste discussioni e di queste nuance, ci sono dei teenager, degli adolescenti, ci sono ragazzine che magari hanno 14, 15 anni, hanno l'acne. Io per esempio quando crescevo ho avuto un acne spaventoso, ero non dico inguardabile, ma certo non ero propriamente un bello spettacolo. E ci sono ragazzine che, crescono, hanno l'acne, magari si vedono Sì. brutte, oppure si trovano davanti al cosiddetto credo ANEL, credo delle anoressiche e così via, perché si vedono grasse. Ehm, Miss Italia, lo chiedo a te, che cosa possiamo dire a queste ragazzine? Allora, sicuramente in primis devono tirare fuori loro da dentro di sé una forza che è un coraggio che ognuno di noi ha. Dopodiché al giorno d'oggi ci sono moltissimi strumenti per affrontare queste situazioni. Io credo che la terapia sinceramente possa far bene a chiunque, soprattutto a coloro che dicono di non averne bisogno, ma io in primis, perché è un mezzo che al giorno d'oggi può essere utile per affrontare determinate dinamiche che da soli e giusto così non si riesce a superare per l'età, per il contesto in cui viviamo, per quello che ci circonda, per problemi personali. Quindi detto ciò, ovviamente bisogna circondarsi e farsi aiutare. Io ti faccio un esempio che può sembrare banale, ma in realtà per me non lo è stato, nel senso che io sono sempre stata anche da piccola la più alta della classe. All'interno del gruppo di maschietti ero la più alta. Ovviamente inizialmente ero soprannominata come la cavallona, la pertica, ma dove vuoi andare, ma chi te lo fa fare, ma sei la più alta, nessuno ci vuole provare con te. Quindi ho iniziato a non uscire più di casa, a non mettere i tacchi, utilizzavo solamente scarpe basse. Lì in quel momento è arrivato un punto in cui io sinceramente facevo fatica da sola ad affrontare tutto ciò, quindi ho detto mi devo circondare di qualcuno. Fortunatamente con la mia mamma ho un bellissimo rapporto, mi è stata molto accanto facendomi dei discorsi molto. Ehi, abbiamo perso Francesca, proviamo a recuperarla perché volevo chiederle una cosa a proposito dei tacchi. Non so se qualcuno di voi se la ricorda questa famosa fotografia. Carol Alt e Ayrton Senna. Carol Alt senza le scarpe, perché Carol Alt era ben più alta dell'immenso Ayrton e lei raccontava che avendolo conosciuto ed essendosi
pesantemente, diciamo follemente innamorata di lui, dice io non voglio metterti in imbarazzo, e quindi si leva le scarpe col tacco. Vediamo un attimo se la recuperiamo, Natalia. Le 14, 40 minuti e 38 secondi, qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna sempre al microfono con voi. Eccoci, Francesca, ci sei di nuovo? Eccoci, scusate. Ecco, Sì. che t'ha detto la mamma? No, la mamma mi ha aiutato tantissimo, mi è stata accanto facendomi discorsi molto profondi e psicologici, ma non bastava ovviamente. Quindi, diciamo, mi sono portata anche questo problemino dietro per un po', fino a quando, con l'elezione di Miss Italia, io sono riuscita a trasformare la mia più grande debolezza in un punto di forza, perché quel titolo mi ha dato quella sensazione di dire vado bene anche se sono alta. È stata un po', diciamo, una passione forse inconscia dentro di me, che mi ha fatto accettare la mia altezza, e ad oggi ne vado molto fiera, anzi so che posso stare benissimo all'interno di un gruppo con magari anche tutti uomini più bassi di me, ricevere quelle battutine e non provare più niente. Ma Francesca, guarda, a parte il fatto che sai, un giorno Napoleone aveva bisogno di prendere un volume che si trovava nella parte più alta della libreria, e allora quando chiese a un ussaro di prendergli il volume, quello rispose: faccio io che sono più grande di voi. E lui rispose: non più grande ma più alto. Quindi un uomo che mette a fare delle battutine sol perché la donna che incontra è molto più alta di lui, evidentemente non è né più grande né più alto della donna in questione. Senti, mi hai fatto ricordare una fotografia di Carol Alt, la buonanima di Ayrton Senna, e lei è una ex supermodel, è una donna pure lei alta quanto te più o meno, e Ayrton Senna, per ovvi motivi, dovendo entrare nell'abitacolo della Formula 1, era molto più basso di lei. E lei raccontava che la prima volta in cui l'ha incontrato si è levata le scarpe coi tacchi per non metterlo a disagio, e poi si sono innamorati follemente. A te è capitato un amore senza tacchi? Un amore, Qui sto allora, marzulleggiando, diciamo che... scusami. Che cosa? Sto marzulleggiando, perdonami, sto diventando come Marzullo. No, assolutamente, perché allora diciamo che per quanto riguarda l'amore prediligo ragazzi alti, quindi li scelgo proprio di base alti, ma perché a me piace comunque indossare magari i tacchi e avere al mio fianco un uomo che sia un pochino più alto di me, o insomma alto come me, diciamo non troppo basso. Però sinceramente tutti i miei amici non sono magari alti come me, io sono alta un po' più di 1,80 m, quindi giustamente ci sono anche ragazzi un pochino più bassi, ma assolutamente non c'è problema e indosso i tacchi tranquillamente. Ad oggi proprio sì, è diventata un'abitudine per me. Vabbè, ma poi quando ti chiedono 1,80 m voglia di crescere ancora, va bene così, come rispondeva un mio cugino, rispondeva così tanto tempo fa. Bravissima. Senti, parlo io dall'alto del mio 1,90 m, per cui senti, per concludere, una volta all'università è venuto Roberto Vecchioni, venne in collegio da noi, fece una conferenza, si mise a parlare, lo sai, lui è un professore di liceo, e se ne uscì dicendo una cosa: Milano è come Barbara Streisand, è la brutta più bella del mondo. Allora ti domando, qual è la brutta più bella del mondo che hai incontrato, tu che invece sei un simbolo di bellezza? La brutta più bella del mondo. Ma di Può essere una personaggi? città, una persona, quello, una cosa. Di città. Sì. Di città, allora, forse come città ti direi Torino, perché è molto sottovalutata per me, sinceramente. Per anni è stata associata, diciamo, a una città industriale, una città grigia, con tanto smog, dove non c'è divertimento, non si può uscire. Ad oggi io vivo a Torino, la mia base è qui, logicamente mi trovo a girare moltissimo per l'Italia, quindi Milano e Roma sono ormai di casa, però mi sto rendendo conto di quanto sia una città molto residenziale, molto elegante, molto colta, in cui io sto benissimo, e al mattino quando mi alzo c'è il sole che, diciamo, illumina i palazzi, adesso poi ci sono gli alberi, ci sono, diciamo, anche moltissimi
eventi che stanno organizzando, la stanno riqualificando moltissimo. Io vivo molto bene, però ho tantissime persone che continuano ad avere comunque un'opinione negativa riguardo questa città. Vabbè, ne risente ancora dei tempi in cui negli anni 70 la chiamavano Fiatville perché era una città che viveva sui ritmi della Fiat. Era famoso il fatto che a Torino dopo le 22:30 non si potesse cenare perché chiudevano per esempio tutti i ristoranti. A Milano li trova a qualsiasi ora. Ma perché? Perché quello era il ritmo della fabbrica, che massimo alle 22:30 tutti a letto perché l'indomani c'è da andare a timbrare il cartellino. Guarda, ti stupirò, tu sei mai stata a Palermo? Presumo di sì. Certo che sì, e mi piace moltissimo, è una delle mie città preferite, credo. Ecco, allora lasciati servire da un meridionale innamorato del Piemonte, perché Laura prima sfotteva che io leggo la stampa edizione di Cuneo, ma io la leggevo da ben prima di conoscere lei, perché per tanti motivi mi sono trovato a passare dei lieti momenti nelle Langhe, le ho attraversate in lungo e in largo da solo con la Vespa, quest'estate tornerò di nuovo a farlo, per cui a maggior ragione ti dico questo: Torino ha i portici come Palermo. A Palermo in fondo ai portici tu vedi il mare, a Torino devi solo chiudere gli occhi e lo vedi lo stesso. A me fa questo effetto. È verissimo. Io ti auguro di vedere il mare a Torino. Grazie Antonino, che bella cosa che mi hai detto, grazie. Prego, allora io insomma ti voglio ringraziare del tuo tempo e della tua disponibilità, ti ringrazio anche del tuo coraggio e insomma quando vuoi il microfono qui è sempre a disposizione, puoi intervenire, puoi raccontarci il seguito di questa brutta storia, ma ci auguriamo che tu venga a raccontare invece i tuoi migliori successi, che è la cosa più importante che ti meriti. Super volentieri, ma sono io veramente a ringraziare voi di cuore per questo spazio che mi avete dato, perché è molto importante appunto raccontare queste vicende e poi siete stati veramente molto gentili con me, grazie. Figurati, you are welcome. Allora, noi chiudiamo qui, grazie per essere stati con noi. Io oggi, visto che avevamo questo florileggio di bellezze tra Francesca, Laura e la nostra Natalia, volevo dirvi che chiudiamo con una canzone, ahimè scontata, qualcuno dirà Danna è sempre prevedibile, ma pazienza, Loredana Bertè, Sei bellissima del 1975. Se avete voglia, alle 18:15 invece c'è Zoom, puntata numero 1183 col sottoscritto, 18:30 Scuola di Magia col senatore Borghi. Grazie e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Francesca Bergesi e Antonino Danna. Buongiorno. Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia.